buonasera a tutte e tutti loro in questo ultimo incontro di questo corso, devo dire molto intenso, alla sua 19ª edizione, e quindi ne siamo tutti molto contenti e fieri per portare avanti così a lungo un progetto molto articolato e con studiosi sempre di altissimo livello. Il tema che io tratterò è abbastanza complesso e molto ricco, quindi ho ovviamente tantissimo materiale e ho fatto delle scelte di percorso che erano diverse in parte rispetto a quelle mie iniziali, che erano orientate più verso un altro tipo di ricerca. Poi ho scoperto delle piste nuove e quindi mi sono orientata su quelle tematiche. Innanzitutto il metodo della ricerca è stato a due livelli: quello di recuperare l'oggetto sacro, e lo mettiamo sempre tra virgolette perché abbiamo visto che sacro è un quid che cambia a seconda della religione. Poi anche all'interno delle varie ramificazioni ci sono dei comportamenti che possono discostarsi, essere diversi, aperti, dinamici, e ho appunto voluto esplorare proprio l'uso di questi oggetti in alcuni precisi contesti. Devo dire soprattutto quello della sepoltura. La profanazione l'ho trattata in parte, anche se era inizialmente uno dei temi prevalenti, perché era troppo vasta e riducendola avrei compromesso l'equilibrio del lavoro, perché è vastissima e soprattutto era orientata ad esplorare un primo caso di profanazione importante. Primo, ce ne sono tantissimi, la stessa Venezia aveva depredato e razziato a destra e a manca un po' in tutto il mondo, diciamo. Profanazioni di cui volevo parlare erano quelle che erano cominciate addirittura con la distruzione del Tempio di Gerusalemme, sino ai fatti più recenti che riguardano la storia del 38-45, insomma, della messa sottosopra, diciamo così, clamorosa e totale delle sinagoghe, ma non ho voluto trattare questo tema perché, essendo una storica e una studiosa, non volevo che venisse in qualche modo strumentalizzato, stante la situazione in cui ora stiamo, perché parlare di profanazione significa profanare in un certo senso per parlarne. E poi lo scenario non è confuso ma è chiaro, quindi per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente bisogna parlarne. Ecco, storicamente avevo distinto, ad esempio, nel caso che più è evidente e drammatico, perché sempre bisogna distinguere storicamente l'ebraismo e lo Stato di Israele, l'islamismo e l'Islam. Ecco. E poi abbiamo l'associazione, l'Assemblea Nazionale Palestinese. Questi sono gli interlocutori. All'interno di queste cose stanno succedendo delle cose incredibili anche per quanto riguarda il patrimonio di questi oggetti di culto, delle vite, in primis delle persone, ma distruzione proprio delle memorie collettive di secoli da tutte le parti. E da tutte le parti manca obiettivamente il rispetto del diritto umano internazionale. Questo era doveroso dirlo, insomma, da parte mia. Poi avevo scelto la prospettiva storiografica perché è basata sui fatti e sulle fonti, e per una certa parte dell'argomento che tratterò più avanti ho avuto l'aiuto, devo dire, molto molto proficuo di una mia cara amica che è una studiosa russa, la quale ha fatto una serie di interviste, parlando ovviamente in russo, a conservatori, igumeni e altri personaggi che hanno musei in Russia. E poi vedremo di che cosa si tratta, quindi anche da fonti dirette per dare il senso della sacralità e vedremo in che contesti.
abbiamo visto finora, e credo che si possa dire con estrema, non dico tranquillità, ma come ipotesi aperta di lavoro, che nel caso dell'ebraismo abbiamo sempre parlato di proprium, quindi il proprium è ciò che caratterizza una data realtà, che è sua e specifica ed è unica in un certo senso. Però ci possono essere anche, come dire, delle dilazioni su questo, perché poi la realtà a volte si capovolge. E quindi la sacralità, tra virgolette, perché è un quid che dobbiamo sempre discutere ogni volta e ridefinire, o si può perdere in certe circostanze, oppure non c'è assolutamente a priori, o si attiva in determinate situazioni. E parlo in modo particolare del proprium nell'ambito del protestantesimo. Poi c'è il tema della devozione, che è fortemente legato all'immagine, all'oggetto di culto, e con un problema che è piuttosto ampio e vastissimo, che comincia a essere preso in considerazione, cioè quello del passaggio degli oggetti di culto da contesti sacri, come dire, a luoghi secolarizzati come i musei. Quindi come vengono esposti e soprattutto come vengono percepiti, non solo da fruitori di consumo, ma da chi magari prima li vedeva in una chiesa, li vedeva in una sinagoga, li vedeva in un altro luogo nel territorio. Poi ci sono anche delle situazioni a volte imprevedibili, e appunto ho voluto un po' esplorare questo proprium del cristianesimo russo-ortodosso e vedremo quanto è dinamico e veramente lascia anche sorpresi per certi versi. Poi un tema è quello che non l'ho chiamato un proprium, perché qui è un problema nell'ambito del cattolicesimo italiano ed europeo legato alla secolarizzazione, e quindi mi riferisco alle chiese gestite da terzi. Ecco, questo è un problema che è stato esplorato in maniera esemplare da uno dei più grandi filosofi del nostro tempo, che era appunto Gianni Vattimo, che l'ha studiata, ha interpretato, e poi magari diremo qualche cosa sul fatto appunto che nelle chiese quando entri c'è una sorta di cernita. Poi lui la spiega dal punto di vista filosofico, di categorie, di interpretazioni, eccetera, per cui come anche a Venezia, quando entri, o se sei come dire residente, non paghi, allora cosa fai? Vai a pregare. Se invece non sei residente, cosa fai? Vai a vedere. Cioè c'è una sorta di frattura, come dire, tra il vedere e il pregare. E questa è una cosa estremamente grave, anche perché i due territori, quello della chiesa che diventa museo, o quello del museo che diventa, ma qualche volta chiesa, sono territori che hanno ognuno il proprio dominio, perché mi ricordo quando andai in Spagna qualche anno fa rimasi molto sorpresa che si rispettavano gli orari delle messe, delle funzioni, però ogni stanza, non so, c'era la biblioteca, c'era l'ingresso alla chiesa, al museo, aveva un costo. E quindi questo mi ha fatto pensare, in un certo senso, che io fossi lì per un raccoglimento, e poi l'ho anche studiato poi con altri colleghi, ma tutto sommato ricevevo un servizio. Quindi questo è qualcosa che secondo me va studiato anche meglio dagli altri colleghi che si occupano di queste cose. Ho messo usi cultuali tra virgolette perché per uso cultuale si intende l'uso delle immagini, quindi all'interno non solamente dei contesti deputati, anche perché, come abbiamo visto, i luoghi spesso non sono deputati per niente, nel senso che ad esempio la sinagoga è la casa della comunità. In essa non ci sono solamente i momenti che seguono il calendario, diciamo, ebraico dell'anno, ma è il momento in cui si discute e si parla. Nelle chiese protestanti si fanno concerti. Ricordo una volta che andai in Inghilterra, ancora quando ero giovane, e quindi rimasi molto sorpresa che in una chiesa protestante ci fosse la caffetteria sopra il presbiterio. Quindi avevo ricevuto un'educazione molto cattolica, molto stretta, e rimasi molto, molto turbata. Poi invece ho capito quello che col tempo voleva significare. Io volevo cominciare da alcune considerazioni, cioè parlare innanzitutto
di ciò che ha significato il protestantesimo nella voce dei suoi esponenti maggiori. Ed è uscito, non è uscito, ho trovato, devo dire, dopo ricerche incredibili, un libro degli anni '80 di Giuseppe Scavizzi, Arte e architettura sacra, che è un capolavoro, perché effettivamente le cose più datate sono le più profonde, le più nuove, perché sono frutto di una ricerca veramente approfondita e non del copia e incolla, come spesso succede su molti testi italiani e meno europei. E in questo libro si dice a un certo punto, parlando dei vari protagonisti del protestantesimo, della riforma, poi controriforma cattolica, in quell'arco lì, si diceva c'era una grande quantità di denaro e andava a preziosi reliquiari arredi sacri. E Lutero ebbe a ridire sui reliquiari contenenti le ossa dei santi, molto comuni, quindi quelli che si chiamavano armen reliquiari e non la singolare armen reliquiari, che vedete che conosciamo anche noi. Questo è stupendo, e oltretutto a questa strana situazione di essere incastonato, non vedete l'insieme, dentro il pagliotto di un altare. Quindi è al centro di questo pagliotto, ai lati ci sono due grandi rosoni, come dire, smaltati, con due santi locali piuttosto importanti. Questo è un castello ancora esistente della famiglia appunto Sayn-Wittgenstein, che era una famiglia di principi, eccetera. Ecco, vedete come vi era una grande ricchezza. Notate anche questa bellissima agata zonata, che è particolarmente rara perché molto grande. Ecco, la condanna che viene fatta da Calvino, anche in un trattato che fece molto discutere all'epoca e ancora credo non sia sufficientemente letto, era il trattato che era uscito nel 1543 sulle reliquie. Si chiamava Le Traité des Reliques. E in questo trattato, e ne è uscita anche un'edizione estremamente economica di Mimesis, che ha il pregio di costare poco, ma ha il difetto che non ha una introduzione al tema, quindi anche spiegare come hanno tradotto, da quale testo. Ecco, la parte di filologia manca, però la traduzione è molto fedele. Volevo leggere, ecco, ovviamente entrando in un altro contesto dobbiamo aprire la mente, non stare sul nostro proprium. Il nostro lo dobbiamo spostare come quando si alza una sbarra e si attraversa. E però si attraversa vedendo e incontrando un mondo altro. Quindi la condanna che fa a questi reliquiari dice, eccolo qua, qualcuno potrebbe ora obiettare che non è verosimile che si mostrino tutti i sommenzionati reliquiari in maniera tanto autorevole, senza poterne insieme precisare la provenienza, nonché da quali mani li si sia ricevuti. A ciò potrei rispondere in una parola dicendo che in falsità così evidenti non è possibile pretendere alcuna verosimiglianza. Infatti, anche se si fanno forti dei nomi di Costantino, del re Luigi o di qualche papa, tutto questo non serve a dimostrare che Gesù Cristo sia stato crocifisso con 14 chiodi o che sia stata usata una sipia intera per fargli la corona di spine, eccetera, eccetera. Questa critica ricordo che più modestamente la faceva anche mia zia, che era una studiosa, e diceva sempre, quando mi ricordo andammo, lei era ancora anziana ma molto valida, ad Assisi, io dicevo vorrei capire questo albero quante foglie ha, perché deve essere una foresta. Quindi effettivamente, al di là di considerazioni che sembrano così, per scherzarci un poco, senza mancare di rispetto a nessuno, evidentemente è un dato che questa opulenza, soprattutto nel periodo medievale, voi pensate che l'oggetto era ricchissimo, pieno di pietre preziose, lavorazioni importanti, e più era ricco più era importante, perché vi era proprio un corrispettivo oggettivo, tanto più importante, tanto più rendo gloria a Dio. Invece qui rendere gloria a Dio attraverso uno spreco di denaro, in un certo senso, è una forma idolatrica. Poi i protestanti non hanno il culto dei santi. Altra cosa,
Quello che anche ci aveva detto la pastora la volta scorsa, che mi ha colpito e che ho voluto un po' approfondire, è il discorso: questa è una chiesa molto bella e diversa dalle altre chiese, perlomeno metodiste, che ho visto finora, perché è molto ricca di decorazioni. È degli anni 20 come decori, e vedremo anche in dettaglio, e vedete come risente di questo gusto che è un po' pre-raffaellita, anni 20, di Marco Paschetto, e notiamo che accanto c'è un elemento figurativo e c'è sempre il richiamo ai versetti. Come andrete nelle chiese anglicane, in tutte le chiese, ci sono sempre riportati, cioè a sinistra rispetto a noi, la tabella con le preghiere del giorno, che si possono ritrovare e quindi realizzare appunto il programma che viene definito dal pastore. Se abbiamo parlato anche della questione della Santa Cena, che è questo momento in cui avviene quella che noi chiamiamo l'Eucaristia, ma anche per loro, perché i protestanti sono cristiani protestanti, ma che si sono poi separati con la Controriforma in varie modalità e con vari rami. Però ecco, notate come avvenga il momento cosiddetto della Santa Cena, che può essere un pane comune che viene diviso a pezzetti, o delle fette di pane, e quello che rimane, pane e vino nelle due forme, quello che rimane può essere mangiato dai ragazzi, può essere mangiato dagli astanti, può essere preso e dato agli uccellini, mentre il vino, notato ad esempio in certe aree del mondo tedesco, può essere consumato oppure può essere fatto refluire attraverso un rubinetto particolare all'esterno della chiesa, o addirittura nel lavandino classico. Perché? La ragione è questa, non è una mancanza di rispetto. Ci sono due concezioni diametralmente opposte, cioè l'idea della consustanziazione, cioè, e della transustanziazione, che aveva accennato a questo anche la pastora, cioè in pratica nel momento dell'Eucaristia, con le parole del sacerdote, questo dice no, questo è il mio corpo, è il tuo corpo, con queste frasi il corpo, cioè il pane e il vino, diventano corpo e sangue di Gesù. E questo passaggio di sostanza rimane, cioè il sacerdote finisce il vino, ma se avanzano delle particole, queste vengono riposte. Nel mondo invece protestante funziona in modo diverso. C'è sempre il momento non della transustanziazione, del passaggio della sostanza, ma è il mantenimento in contemporanea della, del sacramento eucaristico, ma insieme anche del fatto che rimane pane e vino, e quindi per quello quel pane e quel vino vengono poi eliminati, perché sono, attivati unicamente nel momento della Santa Cena. Ho messo anche due cose che ho trovato interessanti, perché possono spiegare anche il perché, a parte la propensione per la non decorazione che caratterizza appunto l'ambito protestante tutto in maniera più o meno spinta, ma l'idea ad esempio in altre culture, qui vedete la prospora, non so se sapete cos'è, è questo pane fermentato che è il momento, della divina liturgia nel mondo cristiano ortodosso e greco-cattolico bizantino. E vedete questo pane che ha anche, poi vedremo dalle fonti come viene descritto, ma è composto di due parti che hanno delle valenze simboliche, e sopra è stampato prima di essere cotto. Ecco, potete scorgere anche dei simboli che un po' conoscete, ICX, cioè quindi Jesus Christos, ma a volte si trova anche uno stemma con inciso la Vergine, la Theotokos, che è molto importante nel mondo ortodosso. Questa prosfora, che vuol dire offerta, quindi offerta nel momento della Sacra Liturgia,
è come dire, tagliata poi successivamente in piccoli pezzi, che sono queste piccole particole, diciamo, che vengono sistemate su una patena e quindi poi somministrate ai fedeli. Non è così semplice perché è molto complessa questa cosa, in quanto solo la parte centrale, quella che è quella, come dire, privilegiata, che viene chiamata, traducendo in italiano, agnello, perché proprio è il punto della trasformazione, perché i cristiani ortodossi sono come i cattolici, cioè credono ecco, andiamo indietro, nella transustanziazione. E quindi ci sono degli strumenti molto semplici, come dicevamo, questo piccolo piatto, ma anche altri che servono a tagliare il pane o a sostenere il pane, che è un pane semplice. Ecco, lo vediamo in una prescrizione prosforo, che sarebbe il prosforo, quindi al singolare, prosfora al plurale, quindi con la sua composizione, questi due piani che rappresentano, quindi di pasta lievitata, acqua e sale, e quindi e non c'era neanche il sale all'inizio, poi è stato aggiunto, forma una specie di grande pagnotta a cui si può attingere, è l'idea dell'unum, e quindi insieme con le due pagnotte sovrapposte simbolicamente la parte umana e divina. Poi ci sono questi strumenti, lo sfragis o panaggiari, che appunto è questo nel mondo greco-ortodosso, che incide questo cristogramma, perché Jesus Christos Nica, quindi Gesù Cristo conquista, o altri, ed è un'attività molto molto particolare, perché il fornaio solitamente la fa a digiuno, in un certo stato spirituale, oppure mentre lo fa prega, oppure lo fanno, per dirci, le donne della parrocchia, che hanno un atteggiamento e un comportamento particolarmente virtuoso. Sì. Altra cosa, ho voluto parlarvi anche di una, così, eccolo qui, del percorso dedicato all'ebraismo, proprio a partire da una chiamiamola, presenza solenne del Sefer Torah, che qui era così nel Museo Ebraico. Adesso vediamo con i nuovi lavori, quando ci sarà restituito, come si presenta. E in sostanza è visto nel suo insieme, quindi con all'interno il rotolo della legge, il manto, poi questa sorta di piastra che si chiama tas, che vedete ricorda un po' con le tavole della legge, e all'interno ci sono delle preghiere particolari, a volte possono contenere delle dedicazioni. E in alto c'è questa corona che si chiama Tarà, che vedete è molto in stile veneziano, molto fiorente e molto leggera in lamina, e poi ci sono i due rimonim, che sono ai lati, che servono a coprire i bastoni intorno ai quali poi il rotolo si svolge. Ecco, anche questi rimonim sono molto veneziani, perché come dicevamo non vi erano maestri, non potevano esserci maestri ebrei che facevano queste cose, quindi spesso, anzi la maggior parte, non abbiamo né punzoni per identificare chi erano gli autori di queste opere, chiaramente veneziane. E ho notato che in ogni luogo che si va in Italia, quando si vanno in questi musei, ovviamente gli oggetti assumono lo stile del luogo geografico in cui si trovano, e questo è interessante. Ecco, notare anche i campanellini, che sono un momento importante, perché segnano proprio come dire, quando
il Sefer Torah esce dall'armadio sacro e quindi si sente questa presenza che dice anche silenzio, è un silenzio particolare, sottile. Ecco, io qui ho voluto anche indicare una cosa che forse è poco conosciuta. Quando il Sefer Torah si usura, l'avevamo detto anche con il rabbino l'ultima volta, non è più perfetto, non è più kosher, cioè adeguato alla funzione che ha, che è quella di contenere la parola di Dio, quindi con tutti i nomi, e in più è preposto alla lettura, quindi deve essere perfetto. E chiaramente si consuma nel tempo perché è di pergamena, perché c'è un inchiostro particolare che è a base di vegetale, e poi l'uso, perché è molto usato. E questo che vedete è una fotografia dell'epoca, del 1898, di Salomon Schlechter, il quale aveva trovato questi reperti, direi frammenti di Sefer Torah, dentro una genizzà. La genizzà vuol dire riposto, è un ripostiglio, chiamiamolo, in questo caso era molto grande, la genizzà del Cairo, la sinagoga di Ezra di Fustat, nella Cairo vecchia, dove appunto era stata edificata nell'882, tra l'altro sul luogo in cui vi era in precedenza una chiesa dedicata all'Arcangelo Michele. Notare anche questi sincretismi e queste sovrapposizioni che sono estremamente interessanti. E questa appunto viene scoperta da altri studiosi nel 1864 come Jacob Safir, e il numero di reperti trovati è impressionante, circa 280.000, che vennero studiati a partire dal 1896 appunto da questo Schechter e anche da un orientalista olandese che era Shlomo Dov Gotain. E questo luogo era appunto preposto al deposito dei materiali che venivano, come dire, messi da parte quando erano consunti. Ora, la genizzà non esiste, cioè esiste forse in alcune sinagoghe di Gerusalemme, ma solitamente non solo le Sifrei Torah, ma anche altri libri che si consumano, solitamente vengono messi in un armadio o depositati su una panca. Quindi questa è una situazione storica anche straordinaria, perché all'epoca, dimenticandosi di questi frammenti, per così dire, si sono salvati non completamente, anche perché comunque è la testimonianza più grande che esista nella storia di questo genere, perché l'età, diciamo, di appartenenza era tra il 1025 e il 1266, quindi assolutamente preziosi. E questi 280.000 lacerti erano stati depositati dagli israeliti di Palestina che erano emigrati al Cairo in età agabida e fatimida. Poi nel 1897, a un certo punto, una parte dei manoscritti viene dispersa. E dove, come spesso succede, nelle diverse biblioteche del mondo, quindi a San Pietroburgo, a Parigi, a Londra, a Oxford, a Manchester, a New York, e gli ultimi quindi frammenti, 193.000, furono trasferiti da Schechter nella Cambridge University Library nel Regno Unito. E questi testi erano redatti in ebraico, arabo, giudeo-arabo, e avevano anche svariati supporti in carta, papiro, tessuto e pergamena. Volevo farvi vedere, e vediamo se sono brava, perché non ho grande dimestichezza con queste cose moderne. Mi muovo meglio nell'ebraismo e nelle cose antiche. Allora, volevo farvi vedere questo piccolo video che è molto prezioso e raffigura il momento del seppellimento di questi oggetti che sono considerati recuperabili.
Un tempo ancora sono seppelliti quando assolutamente non si possono recuperare, non solo perché l'inchiostro è assolutamente non più integrabile, ma perché la pergamena si è consunta, perché ci sono tarli, per tante altre questioni. E voglio farvi vedere questo breve video che è stato girato il 15 dicembre 2013 nel cimitero di New Montefiore, West Babylon, New York. Ecco, questa è la cassa in cui sono riposti. There are 50 parchments altogether. One parchment is being displayed currently at the exhibition in Washington, D.C., at the National Archives exhibition. So, we are burying today 49 parchments. The Jewish people are careful to avoid disrespect to any prayer book or other object carrying the holy name. Questi sono lacerti assolutamente irrecuperabili. Due to age or accident are no longer usable, are not trashed or burned, but are buried in the consecrated ground of the Jewish Come dice, cemetery. sono stati assolutamente non recuperabili perché bruciati e quindi non più utilizzabili perché imperfetti. Ecco, notate anche che secondo il rito tradizionale vengono sistemate, vengono unite, avvolte e poi sistemate dentro delle grandi contenitori in terracotta solitamente, questo è il rito antico, e poi chiuse da un tappo. Aaron, you do the last part there. One second. Wait. Se riesco a farvelo scorrere. This way or that way? Come si fa a farlo scorrere avanti? Ecco, volevo farvi vedere più avanti. Ecco qua, viene scavata una fossa in prossimità della persona saggia, che per antonomasia è il rabbino. E quindi è come se fosse seppellito qualcuno effettivamente, notate? Poi ci sono delle preghiere che fanno parte di un rituale speciale. Ecco. E il fatto di seppellire, tra l'altro, è qualcosa di molto particolare, ecco, perché comunque sia rispetto dell'oggetto, che non è integro, perché come dicevo prima dentro contiene i nomi di Dio, la parola di Dio, però non è più perfetto. Quindi, come dire, qui la sacralità un po' rimane il rispetto, ma non è più, cioè è sacro ma non è sacro, non è più kosher, quindi è adeguato alla sua funzione. Ecco. Vediamo se a forza di maneggiare questi aggeggi infernali riesco a fare qualcosa. Sì, là, ecco. Questo è un cimitero ebraico di Calcutta e vedete vi è una piccola genizzà che è una cosa piuttosto rara, quindi in India, cimitero ebraico che ha questa forma così circolare e all'interno ha questi, adesso non credo che sia più in uso, comunque è un monumento ed è piuttosto raro nel suo genere. Poi invece questa è una cosa che lascia un po' sorpresa, anche questa è una genizzà. Però sembra un cassonetto dell'immondizia, in un certo senso a vedersi, no?
Questo non certo per i Sifrei Torah, ma per altri libri che sono consunti e quindi vengono, tolti dalla circolazione. In questo modo, se vogliamo, un po' così impressionante, ma anche così entra nella quotidianità, insomma, entra nella quotidianità. Ecco, un'altra cosa importante, io vi ho mostrato solo attraverso questa immagine questo Sefer Torah che è stato restaurato da un grande sofer che è uno scriba sacro, che è il rabbino Amedeo Spagnoletto, il quale è anche rabbino nella comunità ebraica di Ferrara. Lui ha trovato questo rotolo molto molto consunto e ha capito che era qualcosa di estremamente importante. Allora è ricorso al carbonio 14 e ha mandato appunto un piccolo frammento al Geochronology Laboratory dell'Università dell'Illinois, e qui siamo nel 2016. E la datazione che viene data è quella compresa tra 1223 e 1271. Quindi questo è in assoluto il più antico Sefer Torah che abbiano perlomeno gli ebrei finora. E la scrittura è a caratteri ashkenaziti medievali. Le pelli, ecco, per il restauro vennero acconciate apposta per non far risaltare troppo la parte dei rinforzi, e ci fu un lungo lavoro di correzione, anche riempimento delle lettere, e questa è una cosa importante. E poi le lettere presentavano, come molti di questi oggetti, delle cancellature, delle fenditure dell'inchiostro, quindi, e poi soprattutto i tarli, perché c'è il legno che le fa girare in un certo senso, e quindi anche l'attività non facile del riempimento delle lettere spezzate. Su questo volevo farvi vedere, adesso vediamo se trovo l'appunto, vediamo, sì, no, è qua, devo riabbassare. Questo è il caso di un restauro, ho mescolato le mie carte, dunque è il caso di un restauro, quello che vedremo, che è stato fatto eccolo qua, scusate, sintetizzare non è facile, eccolo qua. È stato fatto dal rabbino Moshe Druin, tra l'altro con un cognome mi sembra molto veneto, che è sofer a Miami in Florida, che appunto vedremo restaura una Torah dell'ospedale di Louisville, la quale era stata nel Kentucky, era stata rubata. Poi i ladri a un certo punto videro che non potevano farsene niente o che non valeva niente, l'abbandonarono su un albero. E allora venne a piovere, ovviamente potete immaginare. Ed è simpatico vedere in questo video come poi si dispiega una Torah come rotolo. Ecco, vi faccio vedere, vediamo se mi riesce, se sono bravina. Good morning, everyone. Ecco qui, quindi invita i bambini a vedere. La Torah è restaurata, vedete quanto è lunga? Pensate, ecco, anche la fatica di leggere tutto questo, ecco. Vedete le lettere che vengono reintegrate quando è possibile. Had a Jewish chapel in it, and inside there was the most important and treasured object, a Torah scroll, which means the 5 books of Moses written by a scribe. That was stolen, but when they realized that there's nothing they can do with it, they just dumped it. It was found actually in a tree, and it was overnight. E tra l'altro bisogna fare una scuola speciale, essere rabbini, per fare questo tipo di lavoro che è delicatissimo ed è all'interno di una totale sacralità. Bisogna farlo in una certa condizione secondo le prescrizioni che vengono date dai libri antichi. Ecco, vedete il punto in cui c'è la svolta della parte di legno. Ecco. E le penne con cui si scrive, che devono essere penne di origine animale, ma con l'inchiostro vegetale.
This Torah is an almost Torah. It's a could-be Torah. It's just about a Torah. It's a wannabe. We couldn't use it until now, and now it will be brought back to life. The 100 years of history will be Ecco, la used again polizia and will be togliere ciò part che è of a possibile in maniera life and così un po' living congregation and semplice, living tradition ecco, shows soprattutto that, reintegrare Jewish l'inchiostro doesn't have only a history, nelle varie scritture present and future. ecco, vedetele. Un punto, diceva una parte di questa ricerca che ha questo contributo importante di una mia cara amica studiosa iconografa, quindi Elena Zaimo, che ha appunto intervistato anche queste figure che poi diremo cosa dicono, e qui siamo all'interno della scuola iconografica russa, io penso di Samara, ma penso. E questa è una mostra degli allievi che è stata fatta nell'agosto 2023 e vedete che appunto la fondatrice, la Elena Shakuk, ecco, ha ripreso anche le signore. Notate che la ragazza col bambino non ha il capo coperto, invece le signore sì. Notare anche che la signora alla mia destra si fa il segno della croce. Ovviamente nel modo ortodosso, quindi invertendo non da sinistra a destra ma da destra a sinistra. E notate anche la posizione delle dita, le prime 3 che sono unite e le altre 2 non si vedono, che sono verso il palmo, perché hanno un significato simbolico, quindi la fede nella Trinità e poi c'è il riconoscimento di Dio umano e divino. Ecco. Questa Trinità, prima di farvi vedere questa, perché fa parte di un discorso molto, molto, molto particolare, sentiamo che risposte hanno dato questi conservatori, gli igumeni, che sono, come dire, un po' il corrispettivo degli abati dei nostri monasteri, o i conservatori, a delle precise domande. Cioè, io in Russia non sono stata, ma ho degli amici che hanno fatto degli studi, ci sono stati, e mi dicevano sempre, anche bizantinisti, che dentro certi musei, molti musei, le persone oltre a pregare portano anche fiori, perché non si spezza quell'unità che prima c'era, come dire, nell'icona collocata nel territorio, conosciuta dentro un contesto, e il suo cambiamento di stato in un certo senso, ma rimane sempre quella icona che loro hanno amato e che hanno conosciuto per tanti anni, di famiglia in famiglia. Allora, una risposta adesso sulla pronuncia dei cognomi, perdonate ma non ho studiato russo. Irina Konstantinovna Yazikova, che è una grande storica dell'arte specializzata in iconografia, la quale dice: non possiamo confermare i casi in cui le persone portano fiori o candele nei musei. Ciò è severamente vietato a causa delle condizioni di conservazione e del rispetto delle condizioni di temperatura e umidità. A volte i visitatori appunto fanno il segno della croce, ma questo, dice, è estremamente raro. Invece ho trovato veramente stupende 2 risposte che sono state date dallo ieromonaco Giovanni, sacerdote della parrocchia della chiesa di Cosma e Damiano in località Shubin vicino a Mosca, e questa risposta mi ha aperto veramente molte strade. Un'icona non cessa di essere un'icona solo perché è in un museo. Molto spesso le persone pregano davanti alle icone, ad esempio nella galleria Tretiakov. E, ad esempio, la Madonna col bambino di Jacopo del Sellaio, che è conservata all'Ermitage, è oggetto di segno della croce, pur non essendo un'icona, russa. E in senso stretto, appunto, non lo è. Eppure puoi pregare davanti ad essa, poiché non preghiamo davanti all'immagine stessa, ma per Dio.
La Chiesa ortodossa insegna che si può pregare e farsi il segno della croce in qualsiasi momento e ad ogni ora, in qualsiasi luogo, in cielo e sulla terra, in una chiesa, a casa, in un museo, nella metropolitana. L'importante è non farlo per spettacolo, ma sinceramente. In effetti questo l'ho visto anch'io, non solo per le icone, ma anche persone di altra cultura e religione, come a Parigi, sono state in diversi musei internazionali, vedi le persone che esprimono la loro gestualità davanti a delle immagini che riconoscono. Oppure altre, e questa mi ha molto colpito, non ho avuto nemmeno il coraggio di fotografarla perché un po' mi aveva urtato, di un cinese, e dietro eravamo in una sala bellissima di crocifissi lignei con il Cristo Paziens gigante, eccetera, e si è fatto fotografare con dietro il crocifisso facendo così. Quindi questo mi ha un po' urtato, devo dire la verità. Ma perché anche noi probabilmente non faremo così, forse, se educati a comprendere l'altro, ma anche per noi tante cose sono incomprensibili. Poi anche questa risposta l'ho trovata molto bella di Irina Scialina, che è ricercatrice al Dipartimento di Arte Antica Russa del Museo Statale di San Pietroburgo, e vi cito due parti che trovo veramente fondative. È ovvio che lo spazio museale non è destinato alla venerazione delle icone. Nel museo le icone assumono uno status diverso, non come immagine di preghiera, ma come opera d'arte. È noto quali danni arrechino alla sicurezza dell'icona e alla sua conservazione i baci dei visitatori. Ecco, perché tante volte baciano e rimane l'impronta del rossetto. E questo è considerato, da chi lo fa, un atto di pietà, no? Di pietas, di grande. Invece, dice, lo fanno di nascosto quando il custode non guarda. Si tratta di un contatto diretto con gli oggetti esposti ed è severamente vietato. Le icone baciate con il rossetto, che i restauratori hanno difficoltà a rimuovere dalla superficie pittorica, sembrano particolarmente strane. Tali azioni causano enormi danni alle opere e le persone che hanno commesso un atto pio, ma in realtà rovinano effettivamente le icone. Ciò è difficile da conciliare pure con la moralità ortodossa. Mi pare importante anche la considerazione finale di questa lunga risposta che trovo molto articolata, quando dice: personalmente come ortodossa non ho mai avuto il desiderio di trasformare le sale in uno spazio di preghiera. Il museo per me non è una chiesa o la cappella domestica, ma in generale non credo che gesticolare nelle sale dovrebbe essere vietato, quindi gesticolare. Al giorno d'oggi ci sono già molti divieti e alcuni mi sembrano del tutto ingiustificati, violando i diritti umani. Il regolamento del museo non dice che tipo di gesti si possono compiere nello spazio museale e quali no. Se il visitatore non danneggia le opere e gli spazi del museo, oppure non dà fastidio agli altri, oppure le regole di sicurezza, può fare quello che vuole, guardare, pensare, sedersi, parlare a bassa voce e ovviamente gesticolare. Ecco, questo è dicevo, molto interessante ed lo trovo con dinamiche molto aperte, molto nuove e interessanti, e sono direi diverse rispetto a quelle di Gianni Vattimo, quando parla di quello che accade nelle chiese, come dicevamo, con questa separazione tra il vedere e il pregare, e dice, vediamo se trovo il punto, ecco, perché è una lunga parte dedicata, ecco qua. Il libro è Oltre l'interpretazione, quindi è un libro molto importante, Editori La Terza, per me è uno dei fondamentali di Vattimo, che ho sempre amato moltissimo e che ho anche conosciuto, ho avuto questo privilegio. E dice: c'è un tempo per l'uso religioso degli edifici sacri e c'è un tempo per la loro fruizione estetica. Non ha senso domandarsi se hanno ragione i fedeli che entrano in Santivo alla Sapienza solo o principalmente per pregare, riservando alla meraviglia architettonica del luogo una percezione distratta, o se hanno ragione i visitatori interessati alla fruizione estetica del capolavoro di Borromini, giacché
I due tipi di interesse corrispondono a due dimensioni dell'esperienza umana che noi moderni abbiamo imparato a distinguere, riconoscendone gli specifici ambiti. Quindi si può benissimo eliminare ogni conflitto con un'accurata divisione dei tempi, che non significa mentre io prego tu guardi, perché comunque separi delle funzioni che invece sono correlate. Ricordo che una mia amica veniva spesso a Venezia, andava ai Frari davanti alla Madonna del Bellini e pur essendo atea era innamorata di quella immagine e le parlava e pagava il biglietto, era atea, però la sua proiezione era spirituale, per dirci, uno dei tanti casi. Altra cosa, vi ho fatto intravedere prima questa Trinità bellissima che dal 1929 è sempre stata alla Galleria Tretiakov di Mosca e quindi di Andrei Rublev, e questa è una delle icone più venerate della Russia. E qui è successa una cosa: intorno al 15 maggio 2023 nel sito web del Patriarcato di Mosca veniva annunciato che l'opera, definita l'icona più famosa della Russia, sarebbe stata restituita alla Chiesa dopo essere stata conservata appunto nella galleria dal 1929. Questa notizia preoccupò moltissimo tutto il mondo della cultura e i conservatori, perché circa 5 giorni prima era successa un'altra cosa, quindi il 10 di maggio era stato annunciato che il sarcofago d'argento del San Alexander Nevsky, che era appunto conservato all'Ermitage di San Pietroburgo, sarebbe stato consegnato per 49 anni passibili di proroga alla Chiesa. Quindi il memoriale poi sarà trasferito in un monastero che porterà il suo nome, che dista 4 chilometri a est dell'Ermitage. Il patriarca Kirill, che è famoso per tante affermazioni veramente, a mio avviso, posso dirlo, non degne di un uomo di chiesa, a prescindere della sua appartenenza religiosa, che rispetto, ha fatto una dichiarazione ringraziando personalmente il presidente russo Vladimir Putin per questo trasferimento, e ha dichiarato: possa Dio aiutare questa buona impresa di restituzione degli oggetti sacri. Quindi questo incipit così importante su due beni di capitale importanza, perché anche un occidentale conosce questa Trinità appunto con i due angeli che fanno visita ad Abramo, poi dietro si vede anche questa quercetta che poi rimanda a un preciso luogo, quindi ha tutta una serie di valenze e di simboliche molto importanti. Scusate se parlo faticosamente, ma non ho dormito nulla, quindi ho un po' di stanchezza pregressa per il lavoro pesante di questi giorni di consegna di progetti di ricerca. E di questa icona possiamo dire anche un'altra cosa, che qualche conservatore coraggioso ha detto allora potremmo aspettarci che, chiunque del mondo della Chiesa entri dentro un museo e chieda questo o quell'altro oggetto. Questo è grave, perché significa che dentro un ambiente di Chiesa, per quanto, rispetto alle istanze che abbiamo detto prima, non ci sono quelle cure della conservazione che devono essere dedicate a un'icona che è di legno e lignea, è un supporto estremamente delicato, sensibile all'umidità, deve essere mantenuta a una certa temperatura, eccetera, eccetera. Quindi il rischio è quello di, sì, è bello far ritornare le cose da dove erano, però con un'inversione anche sulla valenza, oggettuale e patrimoniale in senso conservativo del bene. Io avevo pensato di parlare del tema profanazioni
e avevo fatto, prima che accadessero questi avvenimenti, uno studio molto serrato proprio sulla distruzione del Tempio di Gerusalemme e anche sui vari passaggi, attraverso gli studi che aveva fatto questo archeologo inglese, Sean Kingsley, il quale ha pubblicato diversi libri, l'ultimo in particolare, in cui ricostruisce come questo tesoro sia poi confluito a Roma, arrivato a Costantinopoli e poi si trovi da queste ricerche in Cisgiordania. Non so se avete visto a Roma l'Arco di Trionfo, dove c'è il trionfo di Tito. Ecco, vedete che c'è una parte in cui si vede il trionfo di Tito e poi una sequela di portantini che portano sulle spalle degli oggetti, e si vede una grande menorah e anche altre piccole cose molto importanti. Avevo fatto anche una ricerca, ovviamente partendo dai testi biblici, pensando al saccheggio che c'era stato in epoca babilonese, poi successivamente, e arrivare a tempi più vicini, appunto come dicevo, al 38 al 45, per questi soprattutto Sifret Torah bruciati, e in questa famosa notte dei cristalli, quando appunto vennero rotte tutte le vetrine, saccheggiate le sinagoghe in Germania, e questi oggetti finirono spesso nelle mani dei direttori tedeschi. Il progetto era quello di costruire un museo della razza estinta. Considerando quando sta accadendo, ho ritenuto di non presentare, vi accenno solo a questa ricerca, perché si rischia, parlando anche di profanazioni, di profanare parlandone. E quindi, e soprattutto in un momento che è così poco chiaro, però devo dire che all'ONU e in tutte le organizzazioni internazionali c'è una grande battaglia anche per il patrimonio storico-artistico, perché profanare significa profanare una cultura, un popolo, una religione, significa anche in termini più semplici, prima di arrivare alla distruzione, che è sempre voluta e consapevole, lo dicono diversi rapporti dell'ONU, vuol dire sempre cancellare un'identità, quindi in nome delle occupazioni di territori, eccetera, eccetera, altre rivendicazioni. Ed è, penso, molto significativo che ancora oggi mi ha molto colpito una notizia che è uscita su tutti i giornali tempo fa, di una persona che ha bruciato il Corano in Danimarca, e poi da lì sono venute fuori delle controreazioni, e invece la notizia è che ha avuto poco riscontro, che il governo danese ha prorogato, insomma promulgato una legge che vieta la distruzione dei libri religiosi, di tutte le religioni. Questa mi sembra una cosa molto importante, però è anche tanto preoccupante, perché queste cose me le raccontava mia nonna quando mi parlava della guerra, quindi il rogo dei libri abbiamo sentito anche in altri momenti della storia. E appunto per questo non ne ho voluto parlare, anche perché questa mia testimonianza, questa mia chiacchierata sarà appunto messa su YouTube, e quindi bisogna parlare con estremo equilibrio. Ho detto quello che pensavo, poi obiettivamente appartengo anche ad Amnesty International Italia, quindi mi occupo di diritti umani a livello internazionale, oltre che di beni culturali, e quindi ho a cuore la situazione, perché effettivamente dai dati di Amnesty all'inizio ci sono stati 1400 morti israeliani e 14.000 deceduti nella striscia di Gaza. Quindi con un avanzamento importante dei coloni che appunto spostano i confini di notte, tante altre situazioni al limite, da tutte le parti. E quindi cadono minareti, cadono chiese, cadono testimonianze e cadono le persone, e quindi credo che porci delle domande e cercare di trovare delle risposte su chi è l'altro sia
così, qualcosa che deve essere riscoperto anche solo per dare un senso a quello che siamo o quello che possiamo essere, cittadine e cittadini. Vi voglio ricordare un pensatore che amo moltissimo perché amo molto la filosofia un po' impegnata. Non so se conoscete Byung-Chul Han, che è un grande filosofo, il quale ha scritto sempre sul tema della filosofia ermeneutica molti saggi, e mi ha colpito proprio l'inizio che ho cominciato a leggere di questo libro, che dice nel romanzo Yosaka Nakesho, L'isola dei senza memoria, la scrittrice giapponese Yoko Ogawa racconta di un'isola senza nome. Strani incidenti inquietano i suoi abitanti. Le cose spariscono inspiegabilmente, irrimediabilmente. Si tratta di cose aromatiche, fruscianti, splendenti, meravigliose, nastrini per i capelli, copricapi, profumi, campanelle, smeraldi, francobolli, persino rose e uccelli. Le persone non sanno più a che servono, insieme a esse spariscono anche i ricordi. Quindi noi abbiamo dimenticato che abbiamo un'identità e che dobbiamo difenderla e custodirla, e anche guardare e riconoscere l'altro. E quindi penso che questo debba essere un obiettivo sia per coloro che si occupano di beni culturali, per tutti i cittadini, per chi si occupa di religioni, e non è facile comunicare. Lo abbiamo fatto in questo corso, devo dire, ma lo facciamo da 19 anni perché abbiamo invitato, penso tutti, da tutte le culture, e sono venuti sempre con grande piacere. E ricordo la chiacchierata che fece un giorno anche il rabbino Elia Richetti, che ho amato moltissimo e con cui mi trovavo a discutere di tante cose, sapeva tutto, e mi raccontava di quando già in casa sua erano rabbini, quindi lui ha sempre vissuto dentro questo ambiente ed era persona semplice, quindi come anche nell'abbigliamento me lo immaginavo, con questi pantaloni pesanti, il cappello un po' paffuto con la barba, e quindi era apertissimo. E mi ricordo che in quegli anni feci una serie di lezioni sugli argenti al Museo Ebraico, e che ebbero anche molto, molto successo, ma intendo successo, a me non interessa di pubblico, un successo di interesse per la riscoperta di questi oggetti. Ricordiamo anche, e qui è un aspetto che mi è riaffiorato parlando, che in diversi paesi d'Europa dove si sono stati più colpiti da queste depredazioni di oggetti dentro le sinagoghe, hanno fatto grandi sforzi anche per mettersi in contatto con i musei tedeschi e riaffrontare la situazione delle inventariazioni, cosa hai tu, cosa ho io. E quindi c'è stata una mostra molto importante che si chiamava, mi pare, le 7 casse, una cosa del genere, dove sono state trovate delle casse piene di oggetti che erano, cosa venivano poi depredati praticamente, e i rimonim e i rotoli della legge, insieme agli oggetti del culto domestico, quindi ai bicchieri che erano di metallo prezioso, insomma, in qualche modo, e quindi venivano anche profanati in questo senso. Ho qui davanti anche un mio ex allievo che fece una bellissima tesi sulle oreficerie nell'altopiano di Asiago, il quale trovò dei documenti in cui appunto si diceva che i nazisti entravano nelle chiese e insomma in modo scomposto festeggiavano e riempivano i calici sacri con vino. E quindi è così, e questo è un qualcosa che a mio avviso deve finire. Queste cose ci passano davanti solo in modo mediatico. Prima c'era l'attenzione solo per la Russia, per cui non si poteva parlare di Tchaikovsky o di letteratura russa, era vietato. E che questo è un atteggiamento da ignoranti, perché un conto è la cultura. Non mi priverò mai di sentire Tchaikovsky o di leggere Tolstoi o altri romanzieri, o di ammirare delle icone. Ma ma un conto è la politica di quel paese o di un altro paese. Quindi dobbiamo imparare a distinguere. Come non si parla mai, quindi adesso non si parla più della Russia e dell'altra realtà, si parla di questo ovviamente,
e se ne parla anche in modo poco corretto, a mio avviso, come informazione, si fa confusione e quindi le persone ormai prese da tanti problemi, che passavo prima a Mestre e ho visto tanta gente che dormiva sotto i portici già da questa ora della giornata, quindi viviamo in uno stato di estrema povertà sociale e soprattutto povertà di contenuti. Non abbiamo, e questa è una considerazione che vale per lo studio, non c'è una siamo indietro di 2 o 3 generazioni di giovani, mancano anche come studiosi per questi argomenti che vengono trattati solo in ambiti internazionali. Penso ad esempio al Kunst di Firenze, in cui ho fatto diverse cose, all'Istituto di Cultura Max Planck Institute, dove c'è una mentalità estremamente aperta per questi temi e si lavora con tutti. E quindi io spero che tra l'altro questo nostro corso, come abbiamo fatto in passato, e vedremo di darci da torno e lo chiederò alla Presidente, sia pubblicato come atti perché rimanga una memoria scritta, anche recuperando lezioni degli anni passati che sono state fondative, ad esempio quella sui tappeti, cosa significa il tappeto, anche nella pittura mettere un tappeto significa riquadrare anche del mondo occidentale una zona sacra, e infatti dove si vede la Madonna col bambino? Su un tappeto, quindi alzata ma poggiante su un tappeto, quindi ritaglia uno spazio che è quello del sacro, tra virgolette. E quindi adesso scopriremo anche, spero, con la pastora, e forse sono riuscita a trovare un modo, la chiesa metodista che si trova in un posto abbastanza noto ma un po' nascosto, vicino all'Olivetti. È una chiesa metodista che ho visto tra l'altro in alcune fotografie, bellissima, integra, che era stata utilizzata un paio di anni fa per una esposizione di oggetti di Natale da parte di un gruppo benefico di donne. E quindi sto arrivando a queste signore per sapere chi è il proprietario, perché veramente vorrei vedere questa chiesa, che è splendida ed è una testimonianza interessante della presenza ulteriore di questa religione, e anche di una scuola che c'era e di un istituto professionale, come risulta dai documenti che ci ha indicato la pastora. Tra l'altro ho notato che gli arredi presenti nella chiesa di Mestre sono quelli di questa chiesetta, perché prima di essere utilizzata per questi scopi era il negozio di una merlettaia, che poi credo sia mancata appunto, e quindi ha una storia che a mio avviso sarebbe da riscoprire. E la cosa bella sarebbe il prossimo anno, che compiamo 20 anni magari, 20 anni di corso, sarebbe bello aprire proprio dentro questa realtà, solo che non riesco ancora ad arrivare ai proprietari, ma ci arriverò quasi quasi. Penso che sia un valore importante di questa città nostra, che ha sempre accolto le varie comunità, prima battagliandole, poi tutto sommato dicendo però ci portano soldi, perché il denaro è sempre stato un motore importante per la Serenissima, e quindi di creare e riconoscere delle comunità e anche dentro delle chiese che in modo provvisorio, cioè certe chiese erano cattoliche ma ricevevano anche in contemporanea in determinati giorni il culto di altre religioni, proprio per aprire, finché ci sono le fondazioni, appunto, non so, gli anglicani potevano appunto svolgere le loro funzioni solamente in un preciso palazzo di Venezia in privato, quindi qui c'è tutta una storia molto interessante. Penso che queste realtà sono ancora vive, alcune piccole, ma esistono e fanno parte del nostro tessuto e della nostra cultura, che a me piace tanto, perché è così come Venezia, è un po' da ricercare, invisibile, ma c'è nelle sue varie forme. Grazie. Ecco, non so se avete qualche domanda o qualche osservazione.
ho cercato di essere sintetica perché i contenuti sono complessi e ho cercato di tracciare, diciamo, alcuni sentieri e mi auguro poi di approfondire il prossimo anno anche con una pubblicazione questi temi anche personalmente che ho trovato. Nessuno ha niente da... Sì, accomodati, così se parli al microfono... Se mi permetti Letizia, più che una domanda è un ringraziamento, perché credo che questo sia uno dei corsi più belli che hai organizzato in 20 anni all'Ateneo per lo spessore dell'argomento, per la qualità degli studi, dei ricercatori. Infatti come sai ho fatto carte false col lavoro per poter assistere agli interventi. E questo fil rouge che mi è piaciuto moltissimo all'interno di tutte le relazioni, questo proprio senso del sacro che è assolutamente trasversale rispetto al mondo alla cultura, delle religioni, che a mio avviso, ne abbiamo parlato anche in questi giorni in occasione delle varie relazioni, va un po' che è stato dimenticato, si è un po' perso e va assolutamente riscoperto, ma appunto in una maniera conoscitiva, di comprensione assolutamente trasversale. E infatti recentemente sono proprio meditando anche sulle lezioni che ci sono state durante questi mesi appunto qui a Venezia, ho diciamo assunto anche una prospettiva diversa nel guardare gli atteggiamenti, nel guardare anche gli aspetti degli edifici sacri, dell'arte sacra all'interno o sia di un contesto religioso che può essere di una chiesa o all'interno o di un contesto profano, tra virgolette, come può essere un museo. E mi sono capitati degli eventi, sono stato recentemente a Roma e sono entrato a San Carlo, nella chiesa di San Carlo al Corso. Era in corso l'adorazione del Santissimo Sacramento e allora cosa ho fatto? Ho detto non visito la chiesa, mi fermo un attimo, mi sono inginocchiato, c'era il Santissimo esposto col coro e i fedeli che stavano facendo l'adorazione e mi incuriosiva, c'erano i turisti che continuavano a girare e come se davanti a loro non avvenisse niente, anzi alcuni turisti stranieri erano lì col cellulare. Al momento dell'elevazione del Santissimo per la benedizione ai fedeli c'era gente che si è messa lì col cellulare a riprendere come se fosse uno spettacolo al teatro o al circo. Io mi sono girato e gli ho fatto no, è un contesto sacro, quindi manteniamo un atteggiamento idoneo, ma questo naturalmente qui era all'interno di una chiesa, però naturalmente è un atteggiamento che dovremmo mantenere in molti aspetti del nostro vivere quotidiano, soprattutto quando ci riportiamo ad un sacro diverso anche dal nostro. E un altro episodio, sempre a Sant'Agnesi in Agone, ero lì per la messa della Vespertina. Durante la comunione, a parte che non hanno bloccato l'accesso ai turisti, quindi durante la celebrazione i turisti che continuavano a girare all'interno della chiesa. E durante la comunione mi si avvicina a me un visitatore col cellulare a riprendere la processione della gente che va verso la comunione. Io mi giro, no, cioè in quel momento si è bloccato, ma vedi, e proprio l'atteggiamento, le persone hanno perso completamente un aspetto culturale, di comprensione, anche di un limite, cioè posso andare fino a un certo punto però mi devo fermare, devo tornare indietro e quindi diciamo questo corso a me è servito per ampliare alcuni aspetti. Tu sai che uno degli aspetti di ricerca che a me interessa è molto il rapporto arte, liturgia, arte, religione, quindi io principalmente ti ringrazio perché con questo corso mi hai aperto ulteriori porte per approfondire i miei studi personale, ma anche per un bagaglio assolutamente personale di cultura e per certi aspetti anche spirituale. Grazie per questo bellissimo intervento
e indubbiamente credo che certi aspetti del nostro pensiero debbano essere dinamizzati e rigenerati, perché sennò vivere nell'opacità si diventa sempre opachi, invece bisogna innalzarsi e trovare l'altro, insomma, che è in noi anche. E per questo vi faccio vedere una cosa brevissima che vi ho lasciato alla fine, una cosa strana, ecco, ve la dico subito, per me è di grande bellezza. Poi vi dico dove siamo.
котором молились 2 столетия. Люди, которые руководили нашей страной. Очень ценно, владыка, что вы представитель молодого поколения епископата, что студенты представляют совершенно молодое поколение, что они сегодня здесь совершают с нами вместе такой вот божественную литургию, пасхальным чином. Ведь действительно сегодня мы стали сопричастниками нашей российской Dopo mi истории. pare di aver visto Особенно Elena. трепетно будут переживать, наверное, Se vuoi dirci qualcosa, cosa sta succedendo dentro il museo, se ti metti, ecco, col microfono. Потому что все, что происходит в молодом возрасте, потом запечатлевается в памяти и в Questa сердце cappella особым образом. fa И parte человек этим живет, он рассказывает потом об этом del своим palazzo детям, своим Zimny внукам, Dvorец, своим Ermitage, e era cappella familiare di Romanov e prete annuncia che questa cappella era una volta era in funzione quasi 200 anni come posto sacro delle liturgie. E, questa liturgia era dedicata a fine del restauro di questa cappella, ma in realtà di nascosto comunque fanno, senza filmare e mettere in pubblico altri, come dire, messe, atti liturgici, che questa è cosa ufficiale, filmato e dai fonti aperti, quindi li possiamo mostrare, possiamo ammirare, però da questo momento che abbiamo appena visto questa cappella diventa, come dire, consacrata, ma non per tutti. Sì. Comunque è significativo che sia stato dentro un museo attualmente, quindi dicevo questa compenetrazione tra le realtà è interessante. E non so se avete qualche altro intervento, il signore qui. Grazie. Non vorrei aver capito male. A proposito di quel Sefer Torah del XIII secolo che era nella sinagoga di Biella, mi pare di aver capito che è il più antico che sia stato ritrovato. Così dice il rabbino, sì. Ma a Gerusalemme, al Museo del Libro, c'è l'intero rotolo del libro del profeta Isaia, 66 capitoli, senza alcuna interruzione, che è datato secondo secolo avanti Cristo. Sì. E la cosa più sorprendente per chi non appartiene al mondo ebraico è che quel testo non ha alcuna differenza rispetto al libro del profeta Isaia che si legge ancora oggi nelle sinagoghe. Ciò significa che non è stato tolto o aggiunto nemmeno uno iod e nessuna parola è stata mai modificata. Sì. Quanto alla Chiesa metodista, la mia età mi consente di dire che io sono entrato in quella chiesa e ho partecipato a molte riunioni ecumeniche che si svolgevano all'interno di quella chiesa, che è di tipo neogotico, perché la chiesa è ottocentesca. Quando la chiesa metodista è venuta a Venezia, alla fine è riuscita a trovare questo posto che è un po' nel cuore della città ed è veramente suggestivo. E io mi sono molto meravigliato e anche un po' arrabbiato quando quella chiesa è stata chiusa per molto tempo perché i metodisti a Venezia si sono uniti con i valdesi e quindi hanno utilizzato la chiesa valdese di Ponte Cavagnis. E quel luogo poi è diventato un luogo profano, proprio nel senso etimologico del termine, perché profano è qualcosa che esce dal tempio e va fuori
fuori dal fanum e quindi diventa secolare. Sarebbe interessante riuscire a entrare e visitare questa chiesa che ha avuto tra l'Ottocento e la prima metà del Novecento dei fasti notevoli. Grazie. Certo. Volevo dirle grazie per questo bellissimo intervento sulla antichità del Sefer Torah di Biella. Si riferiva come oggetto medievale, cioè come oggetto medievale è una testimonianza assolutamente unica, come oggetto medievale, non ricorrendo indietro nel tempo, ma per il tempo medievale una testimonianza assolutamente straordinaria. Oltretutto, come lui ha detto, con questo restauro è riuscito a renderla quindi usufruibile e quindi è integra adesso. E tra l'altro il rabbino Spagnoletti ha avuto l'incarico già, mi sembra, cos'era all'inizio degli anni 2000, 2005, 2006, di fare una catalogazione di tutte queste Sifrei Torah. Per appunto, come stanno facendo anche gli altri paesi, visto che c'è una fondazione per i beni ebraici che si sta dando molto d'attorno, ma c'è anche una fondazione metodista e valdese, cioè cominciano anche a esserci queste necessità di studiare e riscoprire anche tutte le carte per sapere dove sono gli oggetti. Magari per la Chiesa metodista e valdese sono radunati in un unico posto per comodità, e quindi anche lì mi piacerebbe andare a vedere, per curiosità mia personale, insomma, e poi soprattutto scoprire come raggiungere questa misteriosa Chiesa metodista, e vedremo di farlo in qualche modo, insomma, alla ricerca delle signore che fecero questa mostra di beneficenza sotto Natale. Quindi vedrò di trovarle. Infatti la pastora mi disse la settimana scorsa: mi piacerebbe avere le chiavi, entrare e vedere, cioè, perché chiaramente è una cosa che non si può acquistare in una piazza San Marco, però poter vedere, data anche la bellezza, perché ci sono molte decorazioni, ho visto delle fotografie rarissime con dei colori stupendi, rosso, verde, con questi racemi dorati, una cosa estremamente interessante, e quindi speriamo il prossimo anno che ci porti anche questo dono e ci porti anche tanta pace, che ne abbiamo tanto bisogno. Grazie. Ecco, una cosa volevo aggiungere che mi è venuta in mente una frase che ha detto lei prima. Noi abbiamo un'idea quando abbiamo detto adesso questa chiesa valdese è ad uso profano. Ecco, c'è una cosa che volevo dire. La Chiesa protestante, questa Chiesa metodista, la Chiesa protestante si attiva come Chiesa quando c'è solamente la funzione, diciamo, e quindi la Santa Cena. Dopodiché diventa un ambiente qualsiasi. Quindi voglio dire, ci sono questi pulsanti che io chiamo, per spiegare anche ai giovani, accendi spegni, che si attivano in determinati momenti e poi si disattivano. Come la Torah prima è perfetta, poi non lo è, allora non lo è più, però adesso c'è un recupero dove è possibile, così anche altre cose, oppure un culto che io chiamo incipite doppio, che è quello ad esempio molto interessante che sarebbe da studiare da parte mia nel mondo russo ortodosso, di proseguire al museo praticamente spesso anche il culto, cioè segnarsi la croce. Stamattina ho fatto un esperimento, mi sono segnata la croce nelle due modalità e per la prima volta ho realizzato una cosa, che facendo la croce io con le mie mani mi sono segnata una croce sul mio corpo, il mio spirito, la mia mente, il mio cuore. È la prima volta che ci ho pensato in quei termini, diciamo, nuovi, no? E quindi è importante anche poi il curvare la schiena. Lo so perché ho studiato molto, soprattutto qualche anno fa, il mondo benedettino e monastico, dove effettivamente quando c'è la benedizione il monaco o la monaca veramente si piegano
quindi a ricevere, no? Quindi abbiamo perso anche la gestualità, che è molto meccanica, e quindi va ritrovata anche questo, che la lettura, ci vorrebbero anche buoni sacerdoti che sappiano comunicare con prediche nuove. Mi ricordo che insomma ero stata quella volta in Germania e questi predicatori sono sempre con nuovi repertori, nuove cose, come si vede anche in certi film inglesi, no? Così per le cose anglicane, si inventano sempre delle nuove cose, partecipano molto alla realtà, cioè sono sentiti, sono messi in un pulpito, sanno anche comunicare, sanno non essere così un po' fermi. Questo mi piace, insomma, devo dire. Penso di avere... sì, è vero. È normale offrire la merenda. Sì, io a Liverpool, e che ho conosciuto... Sì. Infatti ero con una mia amica tedesca che facevamo il corso di inglese lì per un mese e andavamo in questa chiesa protestante, la principale della città, e vedevamo sempre un marito e moglie, allora inglesi, e ci siamo messi a parlare con loro. Ma perché venite così spesso? Perché sotto c'è una pasticceria che fa un dolce buonissimo. Sul momento rimasi perché ero giovinetta, poi ci ho riflettuto, però è pur sempre una motivazione, insomma. Ecco. Grazie a voi.